Buongiorno Renzo, sempre qua a Rovigo. Professor Sempre Maggi. questo. Qua siamo al centro commerciale Le Torri, che è uno dei centri commerciali più tranquilli che ci siano al mondo. Sì, avrebbe bisogno di più dinamismo. Sì. Venite alle Torri perché, Sì, perché è il centro Rovigo. c'è bisogno di centro Rovigo, parcheggio sotterraneo, negozi simpatici. Ecco, ci sarebbe bisogno di più negozi. Però qui c'è la redazione di un importante Di Rovigo quotidiano Oggi, di amici online, di Rovigo Oggi. Rovigo Oggi E quindi facciamo anche pubblicità a Rovigo Oggi. Vabbè, che dire, ieri mi hai lasciato con il dubbio, mi dice, sai perché non ci sono più, non ci sono più medici, oppure il fabbisogno di medici negli ospedali italiani non è coperto? È successa una cosa strana. All'inizio degli anni 2000 noi italiani avevamo mi ricordo le relazioni in Consiglio regionale sugli aspetti della sanità, la spesa sanitaria nella regione, in ogni regione, in particolare nella nostra, è il 65-68% dell'intero bilancio. Quindi la regione Veneto il 67-78% del suo bilancio lo spende in sanità e servizi sociali. Tutte le regioni hanno questa percentuale? Sì. Noi di più, perché noi abbiamo sanità e servizi sociali, mentre in molte regioni i servizi sociali sono separati, contabilmente così, perché c'erano molte iscrizioni alla facoltà di medicina e noi avevamo più laureati di quelli che servivano, avevamo un surplus. Adesso invece c'è una carenza. Perché? Perché hanno messo il numero chiuso, ci sono state varie azioni di contenimento, ma non ci sono medici, perché lei sa benissimo che non ci sono perché non sono specialisti. Il problema è la specializzazione, e se uno non è specializzato, buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno. Se uno non è specializzato, non può accedere al servizio sanitario, non può accedere all'ospedale. Se non sei specializzato, tu, come medico generico, non vai. In ogni caso la nostra sanità, anche con queste carenze, è ancora al top? Ho dimostrato di essere una ottima sanità pubblica. Ma questo solo al nord oppure in generale in tutta Italia? Ma ci sono punte al nord di eccellenza, mediamente. Il vero problema è una parte del sud dove è malamente organizzata nei rapporti con i privati, ma sono convinto che comunque la nostra sanità è buona. Poi, soprattutto se pensiamo al rapporto spesa-efficacia, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, giudica la sanità italiana molto bene, considerando che ha risorse inferiori a stati che hanno i nostri standard di qualità. E la polemica di chi dice che, per esempio, in particolar modo in Veneto si cerca di privilegiare una sanità privata e non pubblica? Si parla. È vero o no? No, perché qua a bocca sti tante robe. La sanità privata, a parte che c'è bisogno di competizione un pochino, sì, ma la sanità privata nella nostra provincia, nella nostra regione, credo sia il 12-14%. Non diciamo sciocchezze. E l'ultima cosa, l'ospedale di Rovigo con l'ospedale di Monselice nuovo ne risentirà, nel senso che hanno tirato via qualche specialità? L'ospedale di Rovigo fra poco avrà tra l'altro un grosso investimento nell'ambito della diagnostica, proprio tanti soldi stanno arrivando, sono stati stanziati dal Ministero a Roma su richiesta della Regione. Il problema è sempre la motivazione e la migliore organizzazione. Per esempio, un problema di carenza c'è nel pronto soccorso. Ma riguarda un po' tutti. Ah, sì? Sì, su questo bisognerebbe agire. E con questo meditate, gente, meditate. Meditiamo. Arrivederci. Comunque, possiamo contare di avere ancora una buona sanità. Professor Maggi. Dottor Renzo. No, grazie per la laurea che lei mi regala sempre Anche in tu. questo modo così.